Contro il titolare del bar aveva puntato l'arma, una pistola giocattolo con la verniciatura a brasa, e l'aveva minacciato davanti ad un cliente di farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Attimi di paura e tensione per un bottino davvero magro, 90 euro appena. Tanto era riuscito a portar via dal Sunrise Bar di Via della Borsa a Castelfranco il 44enne Arduino Saretta nel primo pomeriggio dello scorso 13 febbraio. È un soggetto pericoloso e con una elevata propensione a delinquere. 44 rapine ai danni di esercizi commerciali in rapida sequenza, in una delle quali un esercente è rimasto ferito ad un braccio. Il rapinatore ha agito a volto scoperto, rendendosi quindi irriconoscibile. Saretta è poi fuggito a bordo di un'auto, inizialmente scambiata per una Ford, di cui però vittima e testimone erano riusciti ad annotare parte del numero di targa, elemento rivelatosi decisivo per le successive indagini condotte dai carabinieri, che in meno di una settimana hanno portato ad individuare il rapinatore. Siamo partiti dai 3 numeri di targa annotati da un testimone, un controllo su 500 auto, siamo riusciti a risalire all'auto vista fuggire ed al proprietario. L'auto usata da Saretta, alla quale sono risaliti i carabinieri, era di proprietà di un anziano, ignaro parente. L'arrestato non è risultato tra l'altro nemmeno in possesso della patente di guida. Nella perquisizione scattata in casa è infine spuntata anche l'arma utilizzata durante il colpo. Ora il 44enne castellano accusato di rapina si trova dietro le sbarre nel carcere di Santa Bona.